Nel corso degli anni 60 l'Italia ha ormai compiuto il processo di modernizzazione economica, ma molti dei suoi modelli culturali sono rimasti fermi a un'età premoderna. Tra una società tradizionale chiusa e bigotta e un'altra che desidera a tutti i costi il cambiamento, lo scontro è nell'aria. Bravi compagni, non c'è tempo da perdere. Ecco sì, concedetemi ancora qualche istante. È in arrivo un supporto adeguato. Oh, cosa pensi tu di fare la rivoluzione con la pasta al pomodoro, eh? Se pensate che il 1968 non vi rappresenti, sappiate che siete in errore. A volte immagino di parlare a ragazzi del 2018. Ci pensate? Non ci credo! Ma è un jukebox! Tutto per noi a scuola! Oddio, che spasso! Beh, non mi piace il jukebox. Sembra che non abbiate mai visto uno dal vivo. Sei mai stato a ballare al Piper di Roma? Non pare che ballino così. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Capisci? È questo quello che vogliamo noi ragazzi. Vengo anch'io! No, tu no. Ma perché? Perché no? No alla scuola dei padroni, via il governo di missioni. Allora, voi siete il pubblico. Come avete fatto fino adesso? Bravissimi. Col martello alto, di la tua battuta. Din. Di la tua battuta. Inserisci 50 lire. Ok, inserisci. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Qualcuno sta cercando di inviarci dei messaggi dal futuro. È quello che volevi, no? Canta. Quel che è rimasto, dimmelo un po' tu. Ma quindi, questa gara di canto, chi l'ha vinta? Portavo una coscienza immacolata che tu tendevi a uccidere, però inutilmente ti sei provata. Con foto di famiglia o paletò. E quanto son cambiato da allora, e l'estimo che